Pronto? Pronto già? Oh Mimmo, t'ho chiamato per dirti una cosa seria. Aspetta un attimo, allora se è una cosa seria mi accendo un sigaro, Aspetta un attimo. Dai. Ecco qua, dimmi tutto, va. Allora, quel ragazzo, quello che faceva il cameriere cieco nel corso di Bellocchio. Ma che quello coi baffetti... Quello coi baffetti che pareva un po' da turco. Bravo, lui. Ah, È il nuovo Pirandello, dice Antonio. addirittura. Non sta recitando manca l'Ave Maria. Però c'ha gli occhi tristi. I giovani li vogliono tristi adesso, fa curriculum. Allora lo mettiamo in scena. Lo mettiamo in scena. Gli facciamo fare Strindberg, ma muto. Così piange in silenzio e la critica ci crede. Certo, figurati. Senti un po' già, ma invece che mi dici di quella là, pupilla tua, quella... come cazzo si chiama? Elettra? Sì, Elettra. Ma che sta a fare quella invece, Elettra? La mia idea, ma solo con i vocalizzi. Ah. Ha fatto un laboratorio con Papi Corsicato. Ho capito, quella officina a Pietralata. Pura avanguardia pura, andiamo bene, capito? Vabbè, dai, ce la mettiamo a fare l'articolo in prosa libera. Al posto del coro ci mettiamo un drone, fa moderno. Fa subito moderno. Sì, bravo. Bene. No, mi piace quest'idea di questa, tu che fa Antigone tutta libera. Sì, mi piace. Dai, vai avanti, va. Senti, a proposito di cazzate, tu lo conosci il Teatro Fontana, quello a Milano? Teatro Fontana, ma quello dove sta Acquasanta, in via Boltraffio. Quartiere Isola. Ho capito. Perché? Proprio lui. Che ha fatto? Niente, solo che è un teatro di merda. Oh. No, te lo giuro. Ma dai, io sono un teatro di merda. Lasciami dire, c'è persone pure storte, in contropendenza. Cinema Scope. E lo dirige una certa Yvonne Capece. Yvonne chi? Yvonne Capece. Yvonne Capece. Ma che cazzo è Yvonne Capece? Questo dico pure io. E beh, che vuole questo? No, a parte le cazzate ci dobbiamo entrare, perché l'anno prossimo prendono fondi grossi, Ministero, Europa, Norvegia, pure la Chiesa. Sì, agganci strani, ha fatto una residenza artistica in Vaticano. Mazza, hai visto Yvonne Capece? Ci serve questa. Ci serve Yvonne. Senti, allora fammi una cosa. Scrivi una bella mail. Intanto chiama Antonio, metti il turco, metti Elettra, scrivi tutto quello che devi scrivere, mettici tutti e fai una bella cosa, bella, che sembra una roba bella, sincera, capito? Dai, ci penso io. Mi raccomando. Salutami tanto Stefano Capece poi, anche se non so che cazzo è Stefano Capece. Ma poi, già, una domanda che te voglio fare così a bruciapelo. Ma Stefano Capece sarà capace oppure no? Certi giorni mi arrabbio perché io sono un po' maniacale sulle cose, se le cose non vanno come dico io divento furiosa e allora combatto con la superficialità della gente, con la disattenzione, con il pressapochismo e pochissime persone fanno bene quello che dovrebbero saper fare, pochissime persone sono sincere, pochissime persone sono degne di fiducia. Dico tutto quello che penso sempre, a costo di fare molto male, ma mi piace così, mi trovo bene così, non devo niente a nessuno, non voglio niente di più di quello che mi spetta. Mi piacciono i rapporti chiari. In Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana. My face
Comincio col dire che la città dei vivi non è una storia di mostri, non ci sono mostri nella città dei vivi. Ed è questo l'aspetto che forse lo fa apparire più mostruoso. Ascoltatemi, amici romani, io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Ma vi domando io, cosa garantisce la democrazia che una dittatura non possa garantire? Certo, garantisce qualcosa, ma lo sapete qual è? Garantisce la invivibilità della vita. Non risolve la vita. Chi sceglie la democrazia, chi sceglie la libertà, sceglie il deserto. Se la democrazia fosse mai libertà. La democrazia non è niente. Ho inteso solo dire che la cultura e la scienza non conducono affatto alla scoperta dell'uomo e alla verità sulla sua natura e il suo destino. My shop is the fix I find.